Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un'ondata di furti senza precedenti nel territorio bassanese e marosticense, con la rabbia e l'esasperazione dei cittadini. Ieri sera a Pianezze il sindaco ha pedinato una persona sospetta fino all'arrivo dei carabinieri, mentre a Marostica si lavora per far partire il controllo di vicinato. Andiamo a Marostica in diretta da Monica Smiderle. A te, Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, è un'ondata di furti senza precedenti e un'ondata di furti davvero senza fine. Ci sono dei comuni nell'area bassanese che sono particolarmente battuti, Tezze sul Brenta, Cassola, la stessa Bassano del Grappa, ma adesso si stanno verificando anche episodi nell'area del Marosticense, a Marostica, in quartiere San Benedetto, e ieri sera a Pianezze, in particolare in via Pilastro. Come dicevi appunto, il sindaco Luca Vendramin ha notato delle persone sospette, una persona in particolare l'ha pedinata fino all'arrivo delle forze dell'ordine, dei carabinieri, che hanno fermato questa persona per accertamenti e sono in corso le indagini. Questo ci racconta anche il senso di paura che è diffuso tra i cittadini. Noi abbiamo avvicinato il signor Damiano Fantinelli in via Pilastro a Pianezze, che ieri sera ha subito un furto all'interno della sua abitazione, pensate, finché lui era a letto, quindi mentre lui dormiva aveva i ladri che gli giravano intorno. È un'intervista dove vediamo il signor Damiano particolarmente commosso, la vediamo insieme. Mi racconta che cosa è successo ieri sera? Niente, io ero a letto e la moglie e quei bambini sono andati a prendersi una pizza. Io avevo staccato la notte il giorno prima e avevo anche un po' di febbre. Ieri sera ero a letto e questi sono entrati. A che ora? Era verso le 6:30. Io ero sotto le coperte perché ero tutto... E avevo sentito uno entrare, dopo ripensandoci mi ha detto sarà la moglie che sarà venuta a vedere come stavo e tutto via del genere. Poi sono ritornati a casa e il cagnolino, appena che è sceso dalla macchina, è venuto su per le scale tutto righiando, che aveva sentito che erano ancora dentro. Quindi erano ancora dentro quando è arrivata sua moglie con i bambini? Sì. E li avete visti fuggire? No, troppo era buio. Abbiamo l'allarme, però è solo quando che siamo via. Come si sente oggi? Disastro, perché oggi è il mio giorno di riposo e sono qua che sto pulendo perché non si sa mai chi è venuto dentro la casa. Quanta amarezza c'è? Tanta. È una ferita? Rabbia. Tanta rabbia. Più rabbia, più dolore? Sì. E mi diceva mi sono arrabbiato anche con i carabinieri ieri sera. Sì, è per la storia che insomma non siamo tutelati alla fine. Sentiti indifesi? Dobbiamo mettere su telecamere, allarmi, tutto del genere. Hanno aperto la vetrata, non hanno fatto danni per fortuna agli infissi, però con un piede di porco l'hanno alzata e questa si apre. Sì. Quindi giravano in casa finché lei era a letto? Io ero a letto perché gli hanno proprio strappato il comodino a mia moglie e lo hanno portato fuori, neanche dentro, perché i carabinieri mi hanno spiegato se io non ci fossi stato a letto l'avrebbero rovesciato sopra il letto. Scusi, quindi sono entrati in camera finché lei era dentro, cioè li ha avuti a fianco? E sul mio posto non sono venuti sul mio comodino, che mi avevano visto che ero a letto, si vede, perché ero tutto sotto le coperte. Che cosa vi hanno rubato? La bambina, braccialetti, anelli, anche la moglie, braccialetti, orecchini, tutta roba di oro. Per via altro non c'era, perché hanno visto computer, telefono, che il mio telefono era sopra il banco e avevo anche 50 euro dentro sulla cover, però non li hanno visti. Voi non avete telecamere? No, mio nipote qua sì, hanno visto un fascio di luce venire su
da sotto. Più persone? Sì. Sì. Quindi sono saliti da quella casa lì? No, qui sotto. Ah, da sotto. Mi dispiace, lo fa un appello? Ha voglia di fare un appello a qualcuno? Non so cosa dire, non so più cosa dire. E io mi alzo alle 4 del mattino e vado a lavorare. E vado anche alla notte e adesso ho paura. Lascio a casa la moglie con 2 bambini. Queste persone che entrano anche se sei a casa. Dove siamo arrivati? Mi dispiace. Questa è la testimonianza del signor Damiano Fantinelli che abbiamo incontrato pochi minuti fa a Pianezze. Con noi c'è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Sindaco, è una situazione davvero pesante, i cittadini hanno paura, c'è tanta preoccupazione. Che cosa sta succedendo? Ma più che una sensazione di pesantezza è una sensazione di tensione. La tensione nel vedere che non si riesce ad arginare nonostante le importanti forze messe in campo dalle forze dell'ordine. Quello che possiamo fare è collaborare tra noi, è cercare di aiutarsi a vicenda e segnalare costantemente le informazioni direttamente alle forze dell'ordine, quindi all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia, alla Questura, però cercare di avere sempre una linea diretta per dare le informazioni in tempo reale agli organi che poi sono preposti al controllo del territorio. La gente però ci racconta di sentirsi in qualche modo indifesa, non protetta. Ma la situazione penso sia dovuta non tanto al lavoro delle forze dell'ordine, ma quanto poi al livello superiore della giustizia, no? Quello del vedere che le persone magari arrestate poi vengono, dipende naturalmente dai casi, però rilasciate perché è la prima volta, oppure vengono tenute in osservazione per poco tempo, vengono incarcerate e poi scagionate. Cioè, questa è la situazione che crea tensione nei cittadini. Vedere che lo Stato non fa lo Stato. Una maggiore attenzione su questa tematica a livelli istituzionali più alti sicuramente potrebbe essere di grande aiuto. A Marostica state lavorando, sindaco, per l'avvio del controllo di vicinato? Sì, noi abbiamo cominciato l'anno scorso con il comando di polizia locale e i comitati, abbiamo fatto le prime riunioni, la prossima settimana ne avremo un altro, abbiamo già fatto anche le parti propedeutiche con la prefettura e la questura e adesso poi dovremo andare poi a firmare l'accordo e partire nei prossimi mesi anche con il controllo di vicinato a Marostica. Io ringrazio il sindaco di Marostica Matteo Mozzo, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Monica Smidel e Andrea Benetti per la parte tecnica. Adesso andiamo a Padova, sempre in diretta da Marta Zatta, l'operatore Federico Cibotto, perché un uomo è entrato in un supermercato armato di coltello, adesso è caccia al bandito. A te, Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ormai è all'ordine del giorno episodi del genere. Nel tardo pomeriggio di ieri, alle mie spalle, ci troviamo in via Garofari, nel quartiere di Madonna Pellegrina a Padova. Un uomo armato di coltello è entrato all'interno del supermercato, l'ha puntato contro un dipendente, l'ha costretto a consegnargli tutto l'incasso. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né tra i clienti né tra i dipendenti. E all'incirca una ventina di minuti prima le casse erano state chiuse, quindi in realtà è stato un bottino magro quello che si è portato via il malvivente. È scappato poi a piedi. Adesso le forze dell'ordine, che sono arrivate prontamente sul posto, hanno raccolto le varie testimonianze e hanno preso, diciamo, le immagini di videosorveglianza e ora è caccia all'uomo. Come dicevo, appunto, questo è solo l'ultimo di una serie di episodi che stanno avvenendo a Padova, ma anche nella provincia di Padova. Infatti l'altro ieri a Noventa Padovana una famiglia, madre e figlio, sono stati assaliti dai ladri che sono entrati in casa mentre loro, appunto, il figlio minorenne era ancora in bagno e si è trovato faccia a faccia col ladro e fortunatamente non gli hanno fatto del male, sono scappati, però comunque la paura è stata veramente grande. Qui appunto per il momento è tutto, ora le indagini procedono, noi ovviamente vi aggiorneremo se ci sono nuovi dettagli. Da Padova è tutto. Grazie Marta. Marta Zatta, Federico Cibotto da Padova. Andiamo avanti con la cronaca nera, con anziani derubati al supermercato, 3 denunciati, 2 donne ed un uomo di origini
bulgare. Nella Marca hanno messo a segno almeno 3 colpi, rubando il portafoglio ad altrettanti anziani che stavano facendo la spesa. Sentiamo. Agivano in 3, un uomo che faceva da palo ed autista e 2 donne che entravano nei supermercati per derubare anziani clienti. È una banda di trasfertisti, quella sgominata dai carabinieri di Treviso. 3 gli episodi accertati lo scorso maggio, 1 al Famila di Sant'Antonino, 2 all'Iperlando di Preganziol. A Treviso le vittime sono un 79enne di Casiera, al quale le 2 donne hanno rubato il portafogli, prelevando poi con il bancomat 1.500 euro, ed un 88enne di Casale sul Sile, al quale, sempre dopo aver rubato il portafogli mentre faceva la spesa, la banda ha sottratto 500 euro prelevati con il bancomat. A Preganziol, sempre con la stessa tecnica, le ladre hanno derubato un 80enne del Borsellino con dentro 170 euro. Dopo accurate indagini, i carabinieri sono riusciti ad identificare i componenti della banda. Le 2 donne hanno 30 e 32 anni, l'uomo ne ha 28, tutti sono di origini bulgare, residenti a Torino. Sono stati denunciati per furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito. Adesso andiamo in diretta da Christian Arboit, perché c'è stato un altro fatto gravissimo, cioè ci sono stati dei ladri che hanno lasciato un furgone in mezzo ai binari dopo un raid nelle solite abitazioni, i soliti furti, proprio al centro dei binari, e questo furgone poi è stato anche centrato da un treno. Con Christian Arboit c'è Nicoletta Rizzetto. A te, Christian. Sì, direttore, buongiorno. È un mosaico davvero inquietante quello che stiamo componendo in questi minuti, con l'utilizzo anche di varie testimonianze. Allora, dove mi trovo adesso con Nicoletta Rizzetto? Mi trovo a Castagnole di Paese, al centro commerciale della Liper, quello affacciato sulla Feltrina, che in tanti conoscono. Qui c'è stata una spaccata, una vera e propria spaccata al centro commerciale verso le 2 di notte. Entriamo per un attimo all'interno del centro commerciale, solo per un attimo, perché il segnale è abbastanza debole, solo per mostrarti l'esterno, lo hai visto, l'interno. Lì c'è una profumeria, la profumeria Naima, e appunto qui i delinquenti sono entrati in azione alle 2 di notte, dopo aver sfondato con un fiorino precedentemente rubato la vetrata, una delle vetrate principali del centro commerciale per l'appunto affacciato sulla Feltrina. Questo alle 2 di notte. Sono entrati, hanno sfondato prima la vetrata principale, poi la vetrata di Naima della profumeria. Ti mostro qui dall'esterno gli scaffali che sono ancora in parte vuoti. I delinquenti si sono concentrati soprattutto sulla parte bassa, dove ci sono i cassetti dove vengono tenuti i profumi più costosi, quelli delle grandi marche. Poi puoi immaginare sotto Natale, a ridosso anche del Black Friday, il negozio era particolarmente addobbato, quindi la razzia, lo vedete anche dalle immagini, il caos. Noi intanto all'esterno anche per una questione di segnale, anche perché c'è un ospite che ci sta aspettando. Ma questa spaccata è stata preceduta da un furto presso una ditta edile qui del luogo di Paese, dove sono stati portati via dei mezzi, dei furgoni, appunto il fiorino che è stato utilizzato come ariete. Quindi sono stati portati via i mezzi, i delinquenti sono arrivati qui, due mezzi sono stati utilizzati per bloccare la Feltrina. Quindi verso le 2 di questa notte i delinquenti, prima di entrare in azione in questa profumeria, hanno bloccato con i mezzi precedentemente rubati la Feltrina. Questo quindi lo scenario. Poi, dopo la razzia, un mezzo in particolare ha raggiunto il passaggio a livello, e lì dopo 3 ore c'è stata la collisione con il primo treno praticamente di giornata. Ma questo aspetto in particolare ce lo spiega Marco Bertuola. Marco Bertuola è un giovane residente qui del posto, appassionato di treni. Allora, che cos'è successo alle 5:30, 5:50? Allora, è successo che i ladri hanno lasciato il furgoncino verso l'1-2
2 di notte, adesso non so esattamente che ora esattamente sia successo, e hanno lasciato lì il furgoncino. Nel frattempo loro sono venuti qua a fare rubare la profumeria dal centro commerciale della lì, e dopo che hanno fatto la ruberia sono andati via, e nel frattempo verso 5:30 è successo che il treno è arrivato, il macchinista ha visto all'improvviso il furgone messo ai binari e ha schiantato il furgone. Quindi è probabile che quel furgone fosse stato posizionato lì prima del colpo addirittura? Sì, esatto, prima del colpo. Proprio per bloccare quindi il passaggio anche... Sì, allora premetto che è successo al passaggio a livello quello manuale, che per i privati, per quelli che lavorano nei campi, quindi è un passaggio a livello manuale che non ha il sistema per rilevare il furgone in mezzo ai binari, e quindi è successo questo incidente. Ecco, le immagini, direttore, che vedi sono state fatte proprio da Marco Bertuola, che ringraziamo, perché ti sei precipitato lì quando hai capito che stava succedendo qualcosa che insomma di strano, di inquietante. Esatto, sì, perché mi hanno detto alcuni residenti, perché sanno che io sono appassionato di treni, ecco, allora mi fanno: guarda che c'è stato l'incidente là, allora sono subito partito per andare a vedere. E lì hai ricostruito il tutto. Esatto. Grazie davvero Marco, grazie Marco Bertuola. Allora direttore, riepilogando, cosa è successo? Furto in questa ditta edile di Paese, sono stati portati via questi mezzi, Fiorini, Daily, almeno 3 mezzi, poi i malviventi 6-7, perché si vedono 6-7 uomini dalla videosorveglianza, ci sono diverse telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno del centro commerciale. 6-7 uomini sono entrati in azione all'interno della profumeria. Una volta fatta la razzia se ne sono fuggiti con le conseguenze che vi abbiamo raccontato. Quindi scene davvero, direttore, da Far West, non è un'espressione fatta. Le indagini sono in corso, in questo momento le forze dell'ordine stanno visionando le immagini della videosorveglianza ed è caccia aperta, quello che possiamo definire un vero e proprio comando. Ti do un ulteriore tassello: 6 mesi fa analoga rapina, sempre ai danni della stessa ditta di Naima Profumeria, si era registrata a Campo San Piero nel Padovano, sempre all'interno di un centro commerciale, quindi con ogni probabilità è una banda di professionisti entrata in azione. Per il momento è tutto da Castagnole di Paese, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a te, a Nicoletta Rizzetto. Vediamo ancora nel Bassanese, raffica di furti, i ladri non si fermano. Sentiamo Vanessa Banzato. C'è paura perché appunto sente l'episodio vicino a casa e si spera sempre che non capiti nelle proprie abitazioni. Signora, siete preoccupati? Tanto. Io chiudo dappertutto, però qua chiudi non chiudi, non lo so se è giusto o non è giusto. Preoccupati sì, perché tanto se anche li prendono dopo 5 minuti sono fuori, così è la storia. Se te che è una roda di botte, te venga era. Non so se la soluzione non prendono quei 4 signori che sono là. Paura, preoccupazione, ma anche tanta rabbia. È questo che provano le persone che abbiamo avvicinato dopo la raffica di colpi messi a segno a San Giacomo di Romano Dezzelino, tra le vie 2 giugno, 4 novembre e Risorgimento. Alle 6:30 sono andati, erano appena andati via. E la signora qua li ha visti passare 2 che andava dietro, che correva. Loro hanno fatto il giro e sono andati, ha rotto la finestra e sono andati dentro. A Romano, così come a Marostica, dove hanno arraffato preziosi orologi in una manciata di minuti da una casa di via Campomarzio a 2 passi dal centro, approfittando dell'assenza della proprietaria che era uscita per neanche mezz'ora per una commissione. La gente non sa più cosa fare per proteggersi dagli assalti dei ladri che entrano a qualsiasi ora del giorno e della notte, incuranti in alcuni casi anche della presenza dei padroni di casa.
La paura più grande sì è quella di tornare a casa, perché da sentito dire agiscono quando i proprietari non ci sono e quindi si è sempre un po' di terrore nel tornare a casa quando dovrebbe essere il contrario, cioè devo sentirmi sicura di arrivare a casa mia. Perché così non si può più vivere. No, guarda, è una roba fuori di posto ormai. Non lo so chi sono, chi non sono, però anche su dei qua hai dito dappertutto ormai, guarda. Un bollettino di guerra praticamente, un bollettino di guerra. Vediamo anche ancora nel Bassanese il sindaco di Pove che è stato ricevuto in prefettura. Anche il comune di Pove del Grappa non è stato risparmiato dai ladri che stanno assaltando le abitazioni in tutto il territorio. Il sindaco Francesco Dal Monte ha avuto un incontro in prefettura a Vicenza alla presenza, oltre che del prefetto, anche di questore e comandanti di finanze e carabinieri, per cercare di trovare una soluzione per arginare i furti. Il problema c'è, stanno mettendo in campo tutte le forze sia per la repressione, quindi pattuglie in strada, che prevenzione, quindi sta facendo anche opera di polizia giudiziaria proprio per fermare alla radice questi malviventi. Tra le ipotesi prese in considerazione quella dell'intensificazione dei controlli di vicinato. Adesso io lo porrò all'attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale, appunto, questo controllo del vicinato e vediamo se può essere anche questo un modo per arginare questo fenomeno. Restano fondamentali 2 capisaldi ribaditi anche durante l'incontro in prefettura: denunciare sempre e mai agire da soli. Il prefetto e questore in particolare ci chiede di fare le denunce anche per piccoli furti, magari che secondo la gente le vittime non hanno tanto senso essere denunciati, però ci chiedono di denunciarli proprio perché al Ministero devono arrivare i dati giusti, in modo che poi si mettono in campo le forze proprio per contrastare questo fenomeno. Mai come quest'anno si è verificata un'ondata così potente di furti, di colpi in abitazione? Sì, quest'anno è un anno particolarmente acceso. Sono preoccupato, certo, dobbiamo cercare di arginare anche fenomeni quasi che salgono dal popolo, nel senso gruppi WhatsApp non controllati, perché comunque dobbiamo, assieme al prefetto in particolare, trovare delle strategie comuni per fare tutte e due le partite, quindi quella di garantire la sicurezza al cittadino e anche quella di abbattere questo fenomeno. E una banda di predoni da appartamento era stata intercettata dalla polizia locale ad Isola Vicentina, è riuscita a trovare scampo correndo a piedi in mezzo ai campi. Sentiamo Luisa Bertini. Sono scappati alla vista degli agenti di polizia locale dell'Unione dei Comuni che avevano intercettato l'auto sospetta. Così è iniziata la folle fuga inseguimento che si è consumato nel tardo pomeriggio tra Caldogno e Isola Vicentina, che ha portato i 3 occupanti del veicolo a fermarsi per poi scappare a piedi tra i campi facendo perdere le proprie tracce. 3 individui che, in base agli indizi raccolti dagli agenti che stanno indagando sul caso, potrebbero essere ricondotti ad una banda di predoni d'appartamento. Qui gli occupanti, avendo avuto qualche centinaio di metri di vantaggio, sono scesi, hanno prelevato zaino piuttosto che indumenti che si presume, noi siamo nel campo ancora dell'ipotesi, contenessero strumenti da scasso, perché l'orario era quello ipotizzato, si sono allontanati a piedi. Vorrei fare una premessa su questo. Noi, conoscendo un po' la situazione, abbiamo cercato di accavallare i 2 turni per avere più personale. L'autovettura comunque è sotto sequestro per violazioni amministrative. Attualmente sono in corso indagini per capire la provenienza delle persone a bordo piuttosto che il veicolo. L'auto è stata sequestrata e continuano i controlli sul territorio con un doppio turno proprio per far fronte all'allerta furti in appartamento e alle segnalazioni che arrivano dai cittadini. Abbiamo chiesto anche al comandante della stazione di Malio dei Carabinieri di implementare ulteriori turni e soprattutto nelle ore dell'imbrunire, che sono quelle tipiche in cui i malviventi cercano di impadronirsi delle case. E succede sempre più spesso che ci siano segnalazioni, anche se nell'ultimo periodo, lo dico sottovoce, i numeri ci dimostrano che l'attività di prevenzione sul territorio è attiva e quindi anche le segnalazioni diminuiscono. Tuttavia proprio per questo la guardia non deve essere abbassata, l'attività
delle polizie locali e dei carabinieri è intensa, questo lo riconoscono anche i cittadini che ce lo segnalano. Oggi in regia Francesco Ceron ed Edoardo Paris, andiamo in diretta telefonica da Tiziana Bolognani perché c'è stato un gravissimo incidente nella notte a Longarone, scontro frontale tra due auto, una morta, una donna morta e un'altra ferita. A te Tiziana. Sì, buongiorno direttore, le cause di questo incidente sono tutte da accertare, compresa la dinamica, le immagini diffuse dai vigili del fuoco, tuttavia nella loro drammaticità rivelano la gravità dell'incidente in cui ha perso la vita una giovane mamma di 33 anni, Elisa De Paris di Fae di Longarone. Per lei non c'è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM, ferite di media gravità per la conducente della seconda vettura, una donna di 46 anni dell'Alpago, coinvolta nello schianto, accaduto una mezz'ora prima della mezzanotte sulla 51 di Alemagna all'altezza dello stabilimento Diab. Le squadre dei pompieri del comando provinciale assieme ai colleghi del distaccamento volontario di Longarone hanno messo in sicurezza area e veicoli coinvolti. Hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso che hanno richiesto l'interdizione totale del traffico per tutta la durata dell'intervento, intervento che si è protratto fino alle prime ore della notte. Ai carabinieri invece il compito di ricostruire la dinamica alla luce dei rilievi di competenza. Elisa De Paris viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, l'altra conducente invece era al volante di una Dacia Duster. Elisa De Paris era diplomata all'IPSAR di Falcade, aveva lavorato in diversi locali rinomati del Cadore e ora era dipendente del Bar Bianco che Latte Busche ha aperto a Longarone. La giovane lascia due bambini in tenera età, rispettivamente di 4 e di 8 anni. Per gli aggiornamenti di questa terribile notizia che è arrivata di prima mattina vi do l'appuntamento al telegiornale, ai telegiornali di questa sera. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte Tiziana Bolognani, che è la responsabile della nostra redazione di Belluno. E ancora per la pagina degli incidenti, una tragedia sfiorata a Mestre. Un ottantenne di Marghera stava per salire sul tram quando le porte si sono chiuse lasciandolo a terra, mentre il carrello che portava con sé è rimasto bloccato all'interno. Vediamo. Questa mattina sono andata a Mestre con il carretto, prendo il tram per essere più sicura. Alla fermata di Padri Cappuccini, -5 a mezzogiorno, è passato il tram. A quel punto la signora, ottantenne di Marghera, ha cercato di salire sul mezzo col suo carrello, ma quella che doveva essere una semplice manovra si è trasformata in un incubo, sfiorando la tragedia. C'era gente, sono saliti e io sono rimasta a metà porta. Avevo il carretto mi è entrato dentro e io sono rimasta fuori. Ho rischiato di essere stata strascinata dal tram perché avevo il braccio bloccato, ho pestato, ho gridato, il carretto mi è rimasto dentro del tram e io sono rimasta come una scema senza documenti. Ho pagato 1 anno di abbonamento, avevo il telefono dentro al carretto, avevo la spesa, sono rimasta come una cretina. Mentre il tram partiva col carrello della signora, lei è rimasta alla fermata in preda a una crisi di pianto ma anche di rabbia. Ho 80 anni, prendo il tram per essere più sicura e questo è successo stamattina. Io mi chiedo, non c'è nessuno da chiedere dentro. Dove andiamo noi a protestare? È impossibile con la CTV a parlare. Dove andiamo? Io ho rischiato di essere buttata per terra. Ho 80 anni. È una vergogna. Poco dopo, una ragazza che era a bordo del tram è scesa alla fermata successiva per tornare indietro e riportare il carrello alla signora Daniela, ancora molto scossa per l'accaduto.
Servizio di Ilaria Marchiori, insomma, per fortuna è andata bene, e un altro, in questo caso è un pedone miracolato a Mestre nei pressi della stazione dei treni, che è scampato all'impatto di un'auto fuori controllo. Il fatto in via Trento, laterale di via Piave, vedete anche queste immagini. Pedone miracolata in via Trento, laterale di via Piave, vicino alla stazione a Mestre. Lunedì 1 dicembre sono da poco trascorse le 8:30 del mattino, quando, immediatamente dopo il passaggio del pedone, questa Panda bianca improvvisamente impazzisce. Completamente fuori controllo, forse a causa dell'intensa pioggia, esce violentemente dalla carreggiata, invadendo quella opposta e terminando la folle seppur breve corsa, centrando in pieno prima il palo della segnaletica, poi il grosso sostegno metallico che per il forte colpo cade come un birillo insieme all'insegna della vecchia pensione Trento, crollato addosso alla Panda, fermata poco prima da una delle panchine in cemento. La donna, passata pochissimi secondi prima dell'incidente, rimasta incredibilmente illesa insieme al conducente della Panda. E questo è il servizio di Anna Maria Parisi, e torniamo ai furti, torniamo a tutti gli episodi che riguardano l'imperversare delle bande di ladri e rapinatori. Andiamo a San Donà di Piave da Edi Caliman e da Alberto Pivetta per la parte tecnica. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Un'operazione coordinata tra la stazione dei Carabinieri di Jesolo, Meulo, Cavallino Treporti, San Donà di Piave, Noventa di Piave ed Eraclea, che ha portato a controllare oltre 26 veicoli, 35 soggetti. 4 di questi sono stati denunciati, tutti per vario titolo di furti commessi in vario modo, dal furto nei supermercati allo scassinamento di appunto locali, addirittura alle auto, utilizzando bastoni uncinati, utilizzando anche grimaldelli. Questo è successo a una donna di 43 anni e un uomo italiani di 52, mentre un 26enne di origine straniera è stato denunciato proprio perché presunto responsabile appunto di questi furti nelle autovetture e nei parcheggi qui a San Donà di Piave, ed è proprio dove ci troviamo con il sindaco Alberto Teso, che in mattinata ha sentito proprio il comandante dei Carabinieri, perché sono operazioni a cui stanno molto attenti i Carabinieri della zona, soprattutto perché diceva soprattutto i gruppi di ragazzi, le cosiddette baby gang, stanno aumentando anche in questo territorio. Sì, ho sentito il capitano Nicola Zagaria, comandante della compagnia Carabinieri che copre tutto questo territorio, che insomma è un territorio che d'inverno arriva a 100.000 abitanti, quindi è chiaro che fenomeni di questo tipo sono frequenti, se non altro come dato statistico. Io ringrazio la compagnia Carabinieri e tutte le forze dell'ordine per il controllo che danno sul territorio. Un fenomeno che ora ci sta preoccupando parecchio è questo della microcriminalità giovanile. Sono delle situazioni che non sono allarmanti dal punto di vista del pericolo concreto, che però creano un rilevante disagio a livello sociale, fenomeni di piccolo spaccio, qualche piccola rissa, disturbo alla quiete pubblica, situazioni del genere che purtroppo dopo il 2020 sono cresciute in maniera esponenziale in tutta Italia, e noi non facciamo eccezione. Ci stiamo muovendo sia sul fronte della repressione del fenomeno, abbiamo aumentato l'organico della polizia locale, li abbiamo dotati di taser, abbiamo il cane antidroga, quindi cerchiamo di essere presenti sul territorio a fianco dell'Arma dei Carabinieri. C'è anche un intervento nostro di tipo sociale, cioè abbiamo ottenuto un finanziamento importante, un bando che si chiama Destinazioni, dove teen è scritto come teenager, per riuscire ad avere degli educatori di strada. È un bando finanziato dall'Unione Europea, coprirà tutto l'ambito sociale tra San Donà e Portogruaro, e questi educatori di strada cercheranno di andare a prendere questi ragazzi, soprattutto quelli che hanno comportamenti un po' più preoccupanti, per cercare di coinvolgerli in attività utili. Il bando si rivolge ai ragazzini, quindi dalle medie in avanti, insomma dobbiamo cercare di dare a questi ragazzi anche delle alternative, perché chi fa sport, chi frequenta la parrocchia, chi frequenta le associazioni
in genere è esente da comportamenti devianti di questo tipo. Molto spesso ci casca chi non fa null'altro e magari non va né a scuola, non lavora, non ha altri impegni e quindi spesso si rifugia in questi comportamenti che sono antisociali. Questo dal punto di vista sociale, sindaco, quello che però oggi il comandante le ha detto è che nonostante queste operazioni di controllo del territorio che ha portato appunto alle 4 denunce, c'è il fenomeno dei furti che è numericamente in calo. Sì, abbiamo un dato rilevante, insomma, che la cosiddetta criminalità predatoria, quindi il furto in abitazione, in negozi, i furti nelle auto, sono in calo in maniera anche abbastanza notevole. È chiaro che c'è anche una questione di sicurezza percepita, per cui noi percepiamo una situazione di paura, di tensione quando sentiamo parlare dei furti, però numericamente i furti rispetto all'anno scorso sono scesi. Chiediamo comunque di denunciarli ogni volta perché il numero ci serve anche a livello statistico per poter poi far presente nei tavoli generali di sicurezza, per esempio col prefetto, la necessità di avere organici e ampliamenti delle forze dell'ordine di questo tipo qua. Comunque possiamo dire che in generale, senza minimizzare, la situazione è sufficientemente sotto controllo. E le forze dell'ordine hanno dimostrato di esserci anche in questo senso. Grazie al sindaco. Direttore, a te la linea. Grazie a Edi Kaliman, Alberto Pivette, al sindaco di San Donà di Piave, Alberto Teso. C'è stata una svolta nel regolamento della polizia urbana di Schio per quanto riguarda il DASPO urbano, la sicurezza e il decoro negli spazi pubblici. Dai bivacchi al disturbo della quiete pubblica all'accattonaggio molesto, solo per citare alcuni esempi per i quali l'amministrazione comunale di Schio ha deciso di introdurre novità al regolamento di polizia urbana che saranno portate all'approvazione a dicembre. Tra queste lo strumento del DASPO urbano, già previsto dalla normativa nazionale e ora inserito nel regolamento cittadino. Nei casi più gravi sarà poi la Questura di Vicenza a valutare eventuali provvedimenti ulteriori. Si tratta di un ordine di allontanamento che consente agli organi di polizia di intervenire in situazioni di stazionamento o comunque di occupazione impropria degli spazi al fine di appunto ordinare l'allontanamento per 48 ore, oltre alla sanzione amministrativa. Ad essere riviste sono anche le norme sul decoro cittadino, il tutto con l'intento di introdurre strumenti più chiari per gestire decoro, sicurezza e comportamenti molesti nei punti più sensibili della città, dal centro storico ai parchi, dalla stazione alle aree scolastiche. Ci sono già delle zone attenzionate quali Piazza Almerico, via Porta di Sotto e la stazione, però abbiamo voluto mantenere appunto più ampio il regolamento per riuscire a intervenire anche in caso di mancata specificità dell'area. Vediamo la Procura di Padova che ha aperto un'inchiesta per la morte dell'operaio che è stato travolto da una massa di terra in un cantiere a Ponte San Nicolò. Sarà l'autopsia a stabilire con esattezza la causa del decesso di Nicola Pagan, l'operaio di 58 anni, morto ieri mattina mentre era al lavoro in un cantiere edile a Ponte San Nicolò. Se è morto a causa di un malore o per le lesioni interne provocate dallo schiacciamento del terreno che lo ha travolto, o se l'incidente e lo spavento gli abbiano provocato un infarto letale. Tutti aspetti che la Procura di Padova vuole accertare per far chiarezza sull'ennesimo infortunio sul lavoro. Per questo è stata aperta un'inchiesta per l'ipotesi di omicidio colposo. Nicola Pagan stava posando insieme ai colleghi i tubi per la conduttura del gas nel cantiere di via Primo Levi. Si trovava all'interno dello scavo a circa 2 metri di profondità quando all'improvviso è stato travolto da una grossa massa di terreno. Secondo le testimonianze dei colleghi raccolte dallo Spisal, il 58enne è sempre rimasto con la testa all'esterno. Sono passati alcuni minuti prima che spirasse. Quando i medici del SUEM e i vigili del fuoco sono arrivati, ormai per l'uomo non c'era più nulla da fare. La moglie Tamara, corsa sul luogo della tragedia ai carabinieri, ha detto che il marito era in salute e non aveva mai avuto problemi. Sotto shock e affranti anche i colleghi della ditta Romanato di Brugine. Il titolare, in lacrime, ricorda Nicola come un grande lavoratore, dall'animo gentile e disponibile. Dopo questa ennesima tragedia sul lavoro insorgono i sindacati. La CGIL il prossimo 12 dicembre torna in piazza. In Veneto è una carneficina. Come diciamo sempre, bisogna far di più, ma bisogna anche parlarne di più. Ci sono troppi silenzi attorno a questi morti sul lavoro
sapendo che non si parla solo di morti sul lavoro, ma famiglie nella disperazione. Noi pensiamo sia arrivato il momento di dire basta, di cambiare completamente il modello di sviluppo che purtroppo il nostro paese, legato tutto al consumismo e alla redditività del capitale, sta attuando. Noi il 12 di dicembre scendiamo in piazza anche per questi motivi. Va aumentata assolutamente la spesa per la sicurezza e i costi sulla sicurezza non possono essere barattati poi con un minor costo per le imprese. Il 25enne che morì annegato in una vasca di liquami in un'azienda agricola di Altivole è stato condannato a 6 mesi, pena sospesa il titolare dell'impresa. La tragedia era avvenuta la vigilia di Natale del 2019 ad Altivole presso l'azienda agricola Dallan. Joseph Pudota Kishore, 25 anni, indiano, residente con la famiglia a Barcon di Vedelago, era caduto nella vasca dei liquami. Il giovane era stato visto vivo l'ultima volta nel pomeriggio mentre si trovava vicino alla fossa profonda, circa 4 metri. Condannato a 6 mesi con la sospensione condizionale, Christian Dallan, titolare dell'impresa. L'uomo, difeso dall'avvocato Sandro Silvestri, era accusato di omicidio colposo e inosservanza delle regole sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Il difensore ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. Un dramma che aveva sconvolto la comunità. Il ragazzo quel giorno probabilmente stava facendo dei lavori di pulizia. Avrebbe visto all'interno della fossa 2 anatre e avrebbe tentato di farle uscire, ma poi sarebbe caduto dentro la vasca. Immediate le ricerche del 25enne. Quando il titolare si era accorto della tragedia, aveva subito allertato i soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del SUAM 118, ma per il 25enne non c'era più nulla da fare. A ricostruire quanto accaduto i carabinieri e gli uomini dello Spisal. Servizio di Daniela Sizzia, la cronaca giudiziaria, vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. Palude Venezia, Renato Boraso, ex assessore ai trasporti, patteggia in totale 4 anni e 8 mesi. È stata la seconda udienza dell'inchiesta Palude di Venezia. Boraso e altri imputati hanno presentato i patteggiamenti. La GUP deciderà sulla congruità delle sanzioni il 22 gennaio del 2026. Il sesso con uno sconosciuto sotto un ponte a Padova per i giudici non è stato stupro. La brutta vicenda avvenuta la notte della vigilia di Natale di 6 anni fa. Deluso per la sentenza l'avvocato della studentessa. A 6 anni da quella notte di Natale, i giudici hanno stabilito che non ci fu violenza sessuale sotto il Ponte delle Navi a Padova ed è stato così assolto il 48enne tunisino con precedenti per spaccio che era accusato di aver stuprato una studentessa padovana che all'epoca aveva 21 anni. La ragazza, dopo una cena con gli amici la sera della vigilia di Natale in un locale del ghetto di Padova, si è svegliata seminuda la mattina del 25 dicembre sotto il ponte che collega via Eugania e via Vescovado. Accanto a lei uno sconosciuto che si era subito allontanato. Nessun ricordo di quanto accaduto nelle ore precedenti. La squadra mobile però, visionando le telecamere di sorveglianza, era risalita al 48enne tunisino già noto alle forze dell'ordine per precedenti per spaccio. L'accusa aveva chiesto 7 anni di carcere per l'uomo dopo aver ricostruito la vicenda. Dall'analisi del cappello della ragazza erano emerse anche tracce di droga simile alla GBL, la droga dello stupro, ma per il collegio di giudici non c'erano prove certe di una violenza sessuale. Rammaricato l'avvocato che tutelava la studentessa, oggi 27enne, che insieme alla mamma si erano costituite parte civile nel processo. La ragazza aveva ricostruito il drammatico risveglio la mattina di Natale del 2019 con quell'uomo sopra di lei. Poi, ancora stordita, aveva raggiunto la bicicletta ed era tornata a casa. Dopo qualche giorno, ancora sotto shock, aveva raccontato ai genitori e aveva denunciato tutto alla polizia. Servizio di Valentina Visentina, a Porto Gruaro, vediamo un altro titolo, arrestato un 30enne, aveva 1 chilo di cocaina nella borsa termica. Dopo una fuga spericolata e un violento scontro con i carabinieri, li ha presi a calci, pugni e morsi, è stato trovato con questi stupefacenti, 4.000 euro in contanti e altra droga proprio nella sua abitazione. Il delitto di via Castelmenardo a Treviso, 4 dei 5 minorenni accusati della morte di Francesco Favaretto non andranno in carcere, ma potranno usufruire della messa alla prova.
Udienza preliminare al Tribunale dei Minori per i 5 giovanissimi accusati di aver ucciso Francesco Favaretto il 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo a Treviso. 4 di loro eviteranno il carcere. Tutti hanno chiesto di ottenere la messa alla prova, insomma lavori socialmente utili. Il giudice ha incaricato i servizi sociali di redigere un programma strutturato che deve prevedere la permanenza in comunità dove già si trovano per almeno 3 anni. Inoltre dovranno partecipare a lavori socialmente utili, una parte di questi da svolgere all'interno della comunità e remunerati, così da poter risarcire anche in minima parte la mamma della vittima. Non solo, ma dovranno seguire un percorso psicologico ed educativo per comprendere il disvalore delle gravi azioni che hanno commesso. La posizione di una quinta minorenne è stata invece stralciata, almeno per ora. Il legale della ragazzina, difesa dall'avvocato Guido Galletti, ha contestato il capo di imputazione troppo generico. Il Tribunale di Venezia ha disposto con un'ordinanza molto complessa, dopo una lunga camera di consiglio, la restituzione degli atti al pubblico ministero per la posizione della mia assistita, quindi è stata stralciata rispetto al procedimento e all'udienza nei confronti degli altri imputati che è proseguita. Una posizione ancora da accertare. Le indagini avevano verificato la insussistenza di elementi tali da giustificare una richiesta di rinvio a giudizio per l'ipotesi di concorso in omicidio volontario nei confronti del signor Favaretto, e quindi con una valutazione che va certamente anche oltre le problematiche che attenevano la genericità del capo di imputazione. Un altro minorenne è stato già condannato ad 8 anni di reclusione per lo stesso efferato reato. In tutto sono 10 giovani coinvolti a vario titolo nell'omicidio volontario in concorso e rapina aggravata. I 4 maggiorenni sono stati già rinviati a giudizio nelle scorse ore. Francesco Favaretto quella sera era andato in centro con un'amica, poi ha incontrato il branco. È stato circondato, picchiato con calci e pugni, colpito con coltelli e frammenti di vetro e rapinato del suo zainetto e cellulare. Il 22enne era riuscito a rialzarsi, ma poi era crollato nuovamente a terra. Portato in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere 11 giorni dopo nel reparto di rianimazione al Cafoncello. Servizio di Daniela Sizia, un episodio di violenza a proposito di risse giovanili nel piazzale delle Corriere a Tiene da parte di un gruppo di ragazzi. L'appello del sindaco. Sono le 8:18, l'autista di un autobus privato lancia l'allarme al comando di polizia locale di Tiene. Nel parcheggio delle Corriere, racconta, un gruppo di ragazzi sta importunando un uomo, strattonandolo e prendendolo in giro. Poi la vittima riesce a salire su un autobus e a sfuggire. Un episodio che ha destato sorpresa, ma che merita alcuni chiarimenti anche per chi continua a intervenire senza conoscere i fatti, con l'unico scopo di strumentalizzare la cronaca. E come ogni mattina la pattuglia di pronto intervento stava controllando la zona della stazione dei bus. Gli agenti, quindi allertati, sono così arrivati in pochi minuti alla stazione. Dalla testimonianza sembrerebbe emergere la presenza di un solito gruppetto, ma ad oggi non risultano riscontri oggettivi, anche perché nella zona sono numerosi i gruppi che si formano ogni mattina. Gli agenti hanno così raccolto la testimonianza dell'autista e avviato gli accertamenti anche con l'aiuto delle immagini di videosorveglianza. Una cosa però è sicura: questa amministrazione non tollera alcuna forma di violenza. Siamo già al lavoro con scuole e forze dell'ordine per prevenire episodi simili e per promuovere una cultura del rispetto. La sicurezza non si improvvisa. E il sindaco, dopo un episodio di aggressione del 13 novembre, aveva già inviato a tutte le scuole una lettera aperta da leggere in classe per educare alla cultura del rispetto, con iniziative e progetti rivolti ai ragazzi, ma anche a insegnanti e famiglie. Servizio di Federico Fusetti, e spesso si invoca, si auspica l'intervento dell'esercito, e di esercito parliamo perché c'è in corso una esercitazione. Andiamo in diretta, Motta di Livenza, da Lucio Zanato. A te Lucio.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Credo che il nostro Francesco Ceroni in regia vi faccia vedere delle immagini. Sono immagini di lagunari che stanno praticamente scendendo, anzi risalendo il Livenza con i gommoni. Un vero e proprio attacco. Comandante Piero Furlan qui del CIMIT di Motta di Livenza. Cosa sta succedendo? Stanno attaccando Motta? No, non stiamo attaccando Motta. È un'esercitazione internazionale interforze che vede lo sviluppo di determinate attività a livello tattico, ma di cooperazione civile e militare, dove l'arma fondamentale è la parola. Esatto, perché in questo caso poi le immagini che seguono non vedono i militari attaccare altri militari, ma addirittura parlare con dei civili, che in questo caso sono dei responsabili di un qualcosa, mi pare. Sì, il nostro obiettivo come unità unica nel panorama della difesa italiana e della NATO è quello di creare i collegamenti tra la componente civile e militare all'interno delle operazioni, intendo operazioni a livello internazionale. E per questo motivo queste persone si trovano a negoziare insieme a questi due figuranti che vedete vestiti in borghese nelle immagini, che rappresentano il personale tecnico di una diga che è qui situata sul Livenza. Che ovviamente avete simulato, avesse avuto dei problemi, eccetera. Perché diciamo che il CIMIC non è una forza, chiamiamola offensiva, è una forza che va a fare da lente di ingrandimento sui territori per informare bene che cosa sta succedendo sia dalla parte civile, cioè sia dalla parte militare, ma anche dalla parte civile, quindi per preservare i civili. Certo, anche perché nei moderni scenari, nel panorama della difesa e della sicurezza, la sinergia tra civili e militari aiuta a risolvere le crisi in maniera più veloce e più concreta. Ecco, voi siete, al di là dell'esercitazione qui di oggi, siete operativi in diversi scenari attualmente. Sì, siamo operativi nei teatri della difesa italiana, dal Kosovo al Niger, al Libano e ad altri ancora. Ecco, qui invece, e con questo concludiamo, abbiamo visto che ci sono non solo militari italiani, ma è un'operazione interforze. Sì, abbiamo 20 nazioni partecipanti, che è la testimonianza del fatto che queste attività di cooperazione civile e militare, dove il Multinational CIMIC Group è un polo di riferimento particolarmente importante nell'Alleanza Atlantica, sono riconosciute, sono valide e sono sicuramente un forum per l'interazione, l'integrazione e la standardizzazione delle procedure in ambito alleanza. Quindi possiamo dire che questa è un'esercitazione per dire sempre di più questa NATO sempre più unita nei diversi eserciti. La NATO deve essere unita perché l'unione dei vari paesi costituenti l'alleanza, che è di natura difensiva, è importantissima. La manteniamo attraverso l'addestramento sempre costante e sempre votato ai massimi standard. Grazie comandante, a te direttore. Grazie molte Lucio Zanato da Motta di Livenza e avete visto alla bisogna l'esercito intervengono spesso purtroppo anche i vigili del fuoco, in questo caso per un principio di incendio in un appartamento invaso dal fumo a Montebello Vicentino. Nessun ferito, non sono stati necessari interventi sanitari. Sentiamo Luisa Bertini. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 7:15 in un appartamento in via Pesa a Montebello Vicentino, che era stato appunto invaso dal fumo a causa di un principio di incendio. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, sono intervenuti i vigili del fuoco, anche il SUAM 118, ma non si è reso necessario nessun intervento da parte dei sanitari. Noi qui sul posto abbiamo sentito una delle residenti che ha dato dall'allarme proprio vedendo il fumo dalla strada. E niente, ho visto la finestra, una luce, pensavo fosse l'albero di Natale, non ho neanche fatto tanto bado. Poi ho guardato bene, ho visto che c'era una fiammata alta, ho detto ma questo qua non è un albero di Natale, e c'era del fumo che usciva fuori. E mi sono messa a suonare i campanelli appunto degli altri appartamenti per farli uscire, perché c'era il fumo che veniva fuori. E niente, e dopo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, sono venuti qua e hanno fatto quello di dovere, insomma. Comunque nessuno si è fatto male, fortunatamente. Nessuno si è fatto male, no. Tanta paura? Quello sì, più che altro perché non sapevo neanche come muovermi. Io subito il primo impatto così, la prima cosa che ho fatto è stato avvisare appunto i condomini e chiamare i vigili, perché chiamare i vigili, l'ho dato il telefono, ho detto alla mia amica che l'ho vista, ho detto per piacere chiami i vigili perché non avevo neanche cellulare io, fatalità delle fatalità, ecco, però insomma è andata così.
A Venezia padre e figlia hanno salvato un 50enne che stava annegando il Rio Sant'Alvise dopo essere caduto in laguna accidentalmente. Lo si vedrà, vedrete nelle immagini, che cammina sulla fondamenta e finisce dritto in acqua. Aiuto! 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 C'è una persona in acqua, papà? Ecco il video che documenta quei drammatici e concitati momenti in cui un gesto di straordinaria generosità ha evitato una tragedia oramai in atto. Poco dopo la mezzanotte in Rio Sant'Alvise a Venezia, un uomo di 50 anni finito in acqua grida disperatamente aiuto. Aiuto! 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 Le sue urla richiamano immediatamente Stefano e Sara Bonassi, padre e figlia. Abitano proprio di fronte a quell'uomo che sta annegando davanti ai loro occhi. Noi siamo usciti e tempestivamente ci siamo messi pronti a montare sopra l'imbarcazione e quindi abbiamo cercato di soccorrere l'uomo tirandolo su con l'aiuto anche di una terza persona. Stefano corre e lì a sporgersi dalla barca per salvare quello sconosciuto e come lui non sa nemmeno nuotare. Mi è venuto proprio l'istinto di andare proprio a pigliare su la persona, proprio praticamente era già morta, aveva già la testa verso l'acqua, le braccia aperte e un attimo l'ho tirato su. Nei giochi del destino la fatalità vuole che quella barca ormeggiata lungo il Rio sia proprio quella dell'assessore Sebastiano Costalonga. Il destino ha voluto che la mia barca fosse lì, per fortuna, perché se era una barca più piccola sicuramente non sarebbero riusciti a fare questo gesto così importante. Il fatto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, con il 50enne ancora ricoverato a Venezia per una importante broncopolmonite, ma è vivo e solo questo conta. Padre e figlia veneziani di Sant'Alvise premiati a Cafarsetti proprio dall'assessore Costalonga, che ha voluto riconoscere il loro gesto di straordinario altruismo. Ci sentiamo eroi perché comunque si è ripreso. Servizio di Anna Maria Parisi. Ci sono perquisizioni in corso dei carabinieri del NAS nelle province di Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, una sessantina complessivamente le perquisizioni in tutta Italia nell'ambito di un'indagine su un traffico illecito di farmaci dopanti, destinatari dei provvedimenti persone gravitanti nel mondo del bodybuilding. E adesso con Francesco Cerone e Edoardo Paris in regia andiamo in pubblicità, state con noi, grazie. Una notizia che ha soltanto il Gazzettino, vediamo il titolo: un treno bloccato per 7 ore in galleria, il racconto da incubo, noi passeggeri senza luce, acqua e servizi igienici, costretti a fare i bisogni lungo i binari, è una notizia datata Conegliano. Dopo il via libera per accedere al suicidio assistito in Svizzera, Roberto, gravemente ammalato, chiede di poter porre fine alle sue sofferenze nella propria abitazione. Assistito dall'associazione Coscioni, attende ora la nuova relazione dell'azienda sanitaria. Si è acceso per me il semaforo verde vicino a Zurigo, voglio però ottenerlo anche qui, voglio andarmene sereno in casa mia. Queste le parole di Roberto, 67enne che vive in Veneto e da anni convive con un glioma diffuso, diagnosticato nel 2006. Il tumore, cresciuto lentamente, oggi gli provoca fino a 20 crisi epilettiche quotidiane e gravi problemi nel camminare, tra dolori intensi e perdita di equilibrio. Sentendo di non poter più sostenere una condizione che considera priva di dignità, nell'ottobre del 2024 Roberto ha chiesto alla sua ASL di verificare se possiede i requisiti per il suicidio medicalmente assistito. L'azienda sanitaria ha nominato una commissione nel dicembre 2024, ma da allora il nulla. A marzo 2025, dopo 5 mesi senza risposte, ha inviato una diffida all'ASL, denunciando che l'attesa sta aggravando le sue sofferenze e limitando il suo diritto a decidere sul proprio percorso di fine vita. Nel frattempo è arrivato il via libera per suicidio medicalmente assistito in Svizzera, ma il desiderio di Roberto è di averlo in casa sua. In questo momento il signor Roberto si sta sottoponendo a nuove verifiche. Attendiamo quindi la relazione da parte della commissione medica dell'azienda sanitaria
sanitaria e se dovesse essere nuovamente negativa perché non riconoscono trattamenti di sostegno vitale, siamo pronti a difendere il diritto all'autodeterminazione di Roberto anche nei tribunali. Roberto vuole evitare lo scenario peggiore, perdere ogni capacità cognitiva e di conseguenza l'occasione di scegliere. Far diventare migliore il nostro paese renderà più gradevole il mio andarmene. Servizio di Francesco Rattai, continuano i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore trevigiano Nicola Tognana. Domani i funerali in Duomo a Treviso. Era un uomo molto brillante, molto intelligente. Io quando così lo giudicavo verso persone che non lo conoscevano, dicevo sempre che per me era un'intelligenza inarrivabile. Sempre molto amichevole, vicino, molto diplomatico, cioè aveva tutte le caratteristiche per essere un grande leader. Ricorda così Nicola Tognana, scomparso ieri all'improvviso a 73 anni, Sergio Bellato, amico e per decenni, dal 92 al 2005 al suo fianco, con vari incarichi in Confindustria Treviso. Profondo il cordoglio alla notizia della morte dell'imprenditore che ha fatto crescere e portato avanti le industrie di famiglia e nel campo associativo era diventato punto di riferimento dell'imprenditoria trevigiana e veneta. In prima fila in tante battaglie a fianco degli imprenditori per ammodernare il paese nel momento di massima velocità della locomotiva Nord-Est. C'era lui alla guida degli industriali nel 96 con la clamorosa protesta degli imprenditori che consegnarono al governo le chiavi di 3.000 aziende. Lungimirante anche quando nel 99 fondò Un'Industria Treviso con la fusione tra Confindustria e Apindustria. Non riuscì però a prendere le redini nazionali dell'associazione. Nel 2005 tentammo tentammo la sua presidenza e ci andò male, quindi a livello nazionale vinse Montezemolo. Nel 2010 la presidenza della Camera di Commercio ed anche qui avviò la storica fusione tra Treviso e Belluno, così lo ricorda Mario Pozza, all'epoca suo vice. Un uomo che ha lasciato una traccia a Treviso non solo come imprenditore ma anche come uomo che ha dedicato una vita all'associazionismo. Il suo impegno in Confindustria a vari livelli, dal livello provinciale, regionale e nazionale. E questo è anche uno degli elementi che ha fatto sì che questa nostra Treviso possa aver avuto quella visibilità, perché era in un momento di grande esplosione del modello del Nord-Est e lui è stato la guida di Confindustria proprio in quegli anni. Nicola Tognana lascia la moglie Maria Paola, i figli Filippo, Mattia e Gaia. L'ultimo saluto venerdì alle 11 nel Duomo di Treviso. Servizio di Marta Marangon vediamo le imprese ce ne sono molte che continuano ad andare a gonfie vele nonostante i dazi, i problemi, altre che hanno grossi problemi e oggi c'è ancora lo sciopero ad oltranza dei lavoratori dell'Ilva a Taranto e a Genova, ma anche nel nord-est ci sono difficoltà. La chiusura dell'idro nel Bellunese è stato chiesto un tavolo regionale. Sentiamo Tiziana Bolognani. Sciopero temporaneamente sospeso pur nella costanza della decisione irrevocabile di Idro di chiudere lo stabilimento di Feltre, una decisione sofferta per i lavoratori al termine dell'incontro in Confindustria fra le parti. È stata ribadita la volontà di chiudere. L'unica cosa che siamo riusciti a strappare all'azienda è la possibilità di continuare il confronto per cercare di individuare soluzioni diverse alla chiusura. Per i sindacati della metalmeccanica che assistono i lavoratori la priorità è il mantenimento del sito e dei livelli occupazionali. Per far questo adesso abbiamo bisogno di riattivare tutti i canali istituzionali perché le istituzioni tutte si diano insieme l'obiettivo di trovare una soluzione industriale dopo l'annunciato abbandono del gruppo Idro dello stabilimento di Feltre, che è stato confermato. Non abbiamo nessuna assicurazione che l'azienda al termine dell'esame congiunto, che durerà per 15 giorni ancora perché non è stato concluso, possa addivenire alla decisione di aprire la procedura di licenziamento collettivo e la chiusura dello stabilimento. La prospettata dismissione dello stabilimento comporterebbe la perdita del posto di lavoro per 115 addetti che da 6 giorni, dal giorno immediatamente dopo la comunicazione ferale dell'azienda, sono in sciopero ininterrottamente e presidiano l'impianto per impedire la movimentazione delle merci. Una decisione abbastanza sofferta perché non è che abbiamo tanto, abbiamo una disponibilità a proseguire il confronto, però
potevamo tenere i lavoratori per altri 15 giorni ai cancelli, quindi insomma l'abbiamo poi condiviso anche con loro. Abbiamo ottenuto però che da Feltri esce solo prodotto finito, quindi non esce altro. Sull'altro fronte di crisi, quello della ceramica Dolomiti a Borgo Valbelluna, dal tavolo in regione dopo le turbolenze dei giorni scorsi si è riaperta la fase di confronto. L'intenzione della società è di salvare il marchio e di rilanciarlo. Per questo motivo sarebbe filtrata la volontà di trattare sul numero degli 80 esuberi dichiarati. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo Alberto Stefani, proclamato eletto presidente della regione del Veneto con grande distacco da Giovanni Manidlo del centro-sinistra. Le richieste al nuovo presidente, sanità al primo posto, seguita da lavoro, sorpresa sull'autonomia e poi c'è la classifica. Per quanto riguarda la politica, ancora qui siamo in Europa, il Qatargate, la Commissione giuridica del Parlamento dell'Unione Europea approva la richiesta avanzata dalla Procura del Belgio di revocare l'immunità di Alessandra Moretti, eurodeputata vicentina del Partito Democratico. La decisione finale sarà adottata dalla plenaria dell'Eurocamera. La stessa Commissione giuridica sul Qatargate ha invece respinto la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare avanzata per l'altra europarlamentare del PD, Elisabetta Gualmini. Il tutto mentre per un'altra inchiesta, quella sui fondi europei, sono stati rilasciati nella notte Federica Mogherini e Stefano Sannino. E in Consiglio Comunale a Padova si riaccendono le polemiche sulla proposta di conferire il sigillo della città a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sulla Palestina, la quale dopo l'assalto alla stampa di Torino da parte di attivisti pro-Pal che hanno assaltato e imbrattato i muri della redazione, ha detto tra l'altro così sì, è stato un gesto riprovevole, ma almeno così i giornali impareranno a fare bene il loro mestiere. Vediamo. La possibilità di conferire il sigillo della città di Padova a Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, riaccende nuove polemiche che sembravano essersi placate con il congelamento della proposta che era stata approvata con una delibera in Consiglio Comunale la scorsa estate. A dividere non solo l'opposizione ma anche la stessa maggioranza di Palazzo Moroni sono le ultime dichiarazioni dell'Albanese commentando l'irruzione di alcuni attivisti dei movimenti pro-Pal nella sede della Stampa di Torino, definito un monito per i giornalisti per tornare a fare il proprio lavoro. Parole che hanno scatenato indignazione a livello nazionale anche da parte del consigliere comunale del PD Nereo Tiso, che definisce un errore conferire il sigillo della città all'Albanese. Soprattutto l'accusa, o meglio, quello che ha detto su Liliana Segre, senatrice a vita, che per me è un sigillo della storia, della pace, della sensibilità e della testimonianza, che di fatto, dicendo che non è adeguato, questo mi ha veramente creato dei disagi personalmente, perché credo che affermazioni del genere non possano essere fatte da una persona pubblica, da una persona che è ritenuta ormai qualcuno che sa della Palestina, perché non fa bene a nessuno, né a lei né alla Palestina. Le promotrici della mozione per il conferimento del sigillo della città Francesca Albanese sono le consigliere di Coalizione Civica Chiara Gallani e Marta Nalin. Anche altri comuni d'Italia, dopo le parole dell'Albanese sui giornalisti e prima su Liliana Segre, hanno congelato proposte di cittadinanza onoraria. Dall'opposizione in Consiglio Comunale le parole di Eleonora Mosco della Lega, che chiede al sindaco Giordani di non dare alcun riconoscimento alla relatrice ONU. A Padova sta andando in scena un cortocircuito politico. La sinistra litiga con se stessa sul rilascio del sigillo della città di Padova, Francesca Albanese, e trascina la nostra città nel ridicolo. Prima presentano la mozione e poi la rinnegano. Non è altro che il segno di una maggioranza allo sbando. Le posizioni anti-israeliane dell'Albanese e le sue parole dopo il vile attacco dei pro-Pal alla stampa rendono evidente una sola cosa: non ci sono le condizioni per consegnarle il sigillo della città di Padova. Eleonora Mosco, che è stata eletta consigliere regionale con la Lega. Vediamo adesso la maggioranza in bilico nel comune di Chioggia. Il sindaco Armelao cerca di ricompattare le forze politiche, ma
la maggioranza appunto è a rischio. Duro il Partito Democratico che chiede le dimissioni, mentre il Primo Cittadino si dice tranquillo e al lavoro per ritrovare i numeri di cui ha bisogno. Era previsto per il 4 dicembre il terzo consiglio comunale nel giro di meno di una settimana, ma è stato rinviato. Dopo la riunione Fiume di venerdì scorso, terminata oltre la mezzanotte e posticipata a lunedì, quella che esce dall'interno del comune di Chioggia è una maggioranza che risicata, è dire poco. Motivo per cui il consiglio che si sarebbe dovuto tenere tra poche ore, poi annullato, è diventato l'emblema di come il sindaco Armelau stia prendendo tempo per cercare trattative per ricompattare la maggioranza. Almeno così si vocifera tra i corridoi del municipio di Via del Corso. Crepe che perdurano però da tempo, da quando Energia Civica, entrata in giunta nel 2024 e uscita a ottobre 2025, ha lasciato, e di lì anche tanti vicini al Primo Cittadino. Durissima sulla questione l'opposizione, che parla di peggior momento politico che la città abbia mai affrontato. Tutti i provvedimenti li sono passati 9-8, quindi per un voto di scarto, e quando aveva le inversioni degli ordini del giorno, che avevano una scadenza importante, non aveva gli 11 numeri richiesti. Siamo di fronte a un'amministrazione, a un sindaco che navigano a vista, che non hanno nessuna capacità amministrativa, che sono in guerra fra di loro. Se di guerra interna parlano dei banchi della sinistra, dal canto suo il sindaco rincara la dose, richiamando però alla compattezza. A me interessano i fatti, la politica magari dei dispetti a me non appartiene. Poi abbiamo visto l'ostruzionismo che ha cercato di fare la sinistra in consiglio comunale, fare i dispettucci politici che vanno a danno della città. Non dello stesso avviso il PD. Vedremo nei prossimi giorni se l'attaccamento alla sedia reggerà rispetto invece a una crisi ormai sempre più palese. Chieste le dimissioni dunque, ma il sindaco tira dritto. Io auspico sempre, veramente, visto che viviamo tutti nella stessa città, nel massimo senso di responsabilità amministrativa che ogni consigliere, ogni assessore e il sindaco in primis deve avere nei confronti di tutti i cittadini. E così Mauro Armelau, sindaco di Chioggia. Vediamo la bandiera ungherese che da oggi sventola sul sacrario militare di Cittadella. Sul posto ci sono Mirko Cavallin e Alessandro Costa Curta. A te Mirko. Buongiorno da Cittadella insieme al sindaco Luca Pierobon. Siamo all'interno del cimitero militare austro-ungarico, anche se negli anni scorsi, dopo la Prima Guerra Mondiale, qui hanno riposato anche italiani che poi hanno trovato diversa collocazione nel corso del tempo. Più di 20.000 i caduti dell'impero austro-ungarico allora, oggi due stati separati, l'Austria che aveva già qui la bandiera, oltre a quella italiana, e l'Ungheria che da oggi ha la sua bandiere tra l'altro accomunate sindaco da linee cromatiche molto simili che si richiamano l'un l'altra. Cosa vuol dire questa giornata per Cittadella? Beh, è una giornata importantissima. Noi abbiamo sempre avuto a cuore questo cimitero perché qui riposano 21.400 poco più morti di tutto l'est Europa, perché qui parte austriaci, ungheresi, ci sono polacchi, cechi, slovacchi, quindi tutto quello che una volta era l'impero. E è un pezzo di storia importante perché qui racconta una storia che è quella di nazioni che si sono fronteggiate, purtroppo causando anche molti lutti, lasciando appunto nella tristezza molte famiglie, ma la cosa bella è che oggi queste nazioni sono in amicizia. Oggi la parola pace, da quando insomma l'Europa è nata, risplende, risuona in maniera importante nei nostri territori. Avere oggi avuto l'onore di vedersi issare la bandiera ungherese in questo cimitero, da cittadellese per Cittadella l'onore è ancora più grande. Un onore a cui hanno assistito anche i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, a testimonianza della presenza e anche del fatto che debbano continuare a conoscere la storia in un periodo, sindaco, in cui tra Ucraina e Russia non si capisce come va a finire, con le guerre che ci sono, forse non con venti di guerra ma sicuramente con discorsi di guerra che stanno affiorando sempre più spesso. Che cosa ci dicono questi 20.000 morti? Beh, tutto quello che noi abbiamo fatto oggi ma che continuiamo a fare è per i nostri ragazzi. Noi dobbiamo dare una
messaggio chiaro ai nostri ragazzi, che tutto quello che loro oggi danno per scontato, quindi la pace, la tranquillità, la libertà, è stato frutto di lotte, di morti, di vittime e quant'altro. Purtroppo è quello che ricordiamo sempre, che non bisogna aver paura della propria storia, soprattutto la parte negativa della propria storia, bisogna ricordarla, studiarla bene, conoscerla, perché presto fa a ritornare. Molti tendono addirittura a negare determinate cose e quindi ecco, farsi ammagliare da queste teorie fantastiche, si rischia che poi si ritorni nel caos più totale. Basta guardarsi appunto vicino all'Ucraina, alla Russia, quanto presto facciano due stati ad andare in guerra, e la guerra vuol dire morte, e chi muore di solito sono sempre gli ultimi, sono sempre gli indifesi, e quindi noi non possiamo perdere quello che i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno lottato per darci la pace, e la pace oggi qui è molto ben rappresentata. È un posto da visitare come tanti cimiteri militari che insomma dal Grappa all'altopiano di Asiago costellano il nostro territorio, senza citare anche poi la linea del Piave, che fu determinante nel primo conflitto. Grazie al sindaco Luca Pierobon, grazie a Alessandro Costacurta alla parte tecnica. Da Cittadella è tutto. Grazie molte, grazie a Mirko Cavallin, e torniamo in diretta da Christian Arboit. A te Christian. Sì, direttore, eccoci. Allora ti voglio mostrare il punto esatto dell'impatto di questa notte. Parliamo della notte di follia che si è vissuta qui a Postioma di Paese. Prima vi abbiamo documentato la spaccata al centro commerciale della Liper. Dopo questa spaccata effettuata con dei mezzi rubati in una ditta edile poco prima, l'impatto con il treno, perché il Daily, il veicolo Daily che era stato utilizzato per portare via la merce come diciamo così veicolo utilizzato per la refurtiva, il veicolo, e ringrazio Nicoletta Rizzetto che adesso vi mostra, è andato appunto a collidere con il treno passeggeri che è ancora fermo sulla linea. Questo è un passaggio a livello manuale, non siamo in un passaggio a livello appunto stradale, quindi questa strada probabilmente era ben conosciuta dai malviventi, dai delinquenti che questa notte sono entrati in azione. Non so Nicoletta se ci possiamo avvicinare, adesso i mezzi sono fermi, ci sono i tecnici in sopralluogo, i tecnici di ferrovie di FS, il treno, ecco, quello è il treno che è andato a collidere, a scontrarsi con il furgone lasciato sui binari verso le 2 di notte, lasciato sui binari dai delinquenti che sono entrati in azione per l'appunto a Castagnole di Paese. Il treno chiaramente era vuoto a quell'ora, stava facendo un giro senza carico dalla stazione di Treviso, stava raggiungendo la stazione di Montebelluna quando è andato a collidere, a impattare con il Daily utilizzato poi dai malviventi in fuga. Daily che era stato ancorato, perché abbiamo parlato io e Nicoletta con i proprietari del Daily dei rubati nottetempo, che era stato ancorato ai binari con delle corde. Questo è un elemento che ti posso confermare ed è alquanto inquietante. Questo quindi lo scenario, l'ulteriore scenario, l'ulteriore fotografia che ti possiamo scattare, direttore, da Castagnole di Paese, dopo una notte che definire di follia è poco. Ti restituisco la linea con Nicoletta Rizzetto, poi chiaramente nel corso dei telegiornali serali ricostruiremo l'intero accaduto. Grazie molte a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto, veramente dei criminali, perché ancorare il furgone ai binari significa non solo intralciare il traffico ferroviario, ma determinare un impatto ancora più violento con il treno in arrivo, per cui probabilmente cercavano proprio il grande incidente. Allora dovremmo avere un altro blocco pubblicitario, se non sbaglio, con Francesco Ceron e Edoardo Paris. Andiamo in pubblicità e poi torniamo in diretta. State con noi, grazie.
Ci resta appena il tempo per dirvi quali saranno gli ospiti della puntata di Focus di questa sera alle 21:15. Elena Bottacin, Marco Brigo, Marco De Blasis, Denis Frison, Giuseppe Paolin, Arnaldo Pitton e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie, buona giornata, arrivederci.